Betty. Ciao. Sono Betty Bettonega, sono sì. stata progettata per spettonegare su tutto e su tutti. Cioè uno ti compra e tu spettegoli e basta. Ma certo! Ma senza imbelvarti, non è... Ma se tu compri una Sì. roba che sulla scatola che è scritto frullatore, cioè, secondo te sa fare i toast? Cioè, non hai capito? Secondo te cosa che è dentro? Una affettatrice per tagliartela sotto? Può darsi. Quasi Quindi più. quando uno compra la sottoscritta che è scritto chiaro e tondo, Chiaro e Betty Bettonega sa tutto di tutti dalla Sicilia alla Valdonega, da oggi anche con intelligenza artificiale. No, addirittura. Come quello Ascolto l'imbecillità naturale e spettegolo come se non ci fosse un domani, un Attenzione. dopodomani e una settimana che viene. Ah, Faccio un beh. esempio. Sì, faccio un Magari esempio, viene dai. a casa tua tuo cognata Sì. e cominci a sparlar ghedrio a Tissio, a Caio Sì. e magari anche a Sempronia. Io sento tutto e al momento opportuno spettegola! Mamma mia! Spettegoli a chi, scusa? A tutti quelli che viene a casa tua dopo. No, come no? Una roba! Le E figlie frega vanno il bene. signor che non va mai a casa tua né Tissio né Caio né e neanche Sempronio. a Sempronia Beh, quelli certo che no. perché allora viene fuori un bordello. Immagino. Ma un bordello che neanche a quando i pitocchi piangono. Ma no, io ve lo dico. Però è una cosa... Disastro, è pericolosissima. è Mi sono pericolosissima! beh, Chi e tuo cognato si pericolosi? No, scusa, le come dire che un coltello è pericoloso? Se te lo usi per tagliare un panetto non è mica pericoloso. Dipende da come te usi le robe, no? Hai ragione. Quindi, quando Quindi? ti parli degli altri, ricordate che spesso le parole le può essere più pericolose di un coltello. Brava, brava. questo fai bene a dirlo. Ma una roba, guarda.